Cateno De Luca oggi al Teatro Pirandello di Agrigento, ecco, per proporci una tappa del suo tour. Da cosa scaturisce e come mai questa iniziativa, Sindaco? Dall'amore per la musica e per la solidarietà. Sono stato individuato come ambasciatore dell'associazione La Casa del Musicista e stiamo girando tutta la Sicilia per raccogliere dei fondi per realizzare una struttura che gratuitamente dia servizi ai giovani artisti, anche a chi magari ha avuto la capacità di scrivere un brano però non ha la possibilità di farlo conoscere. Quindi con questa strategia stiamo mettendo a disposizione di tanti giovani artisti dei palcoscenici importanti come il Pirandello, e si andrà avanti anche con il supporto nel poter incidere anche questi brani. Come sarà strutturato lo spettacolo? Sarà strutturato a modo mio, è un cliché che cambia sera per sera, non è neanche concordato, ci sono soltanto le cose basilari, dopodiché in base anche a quella che sarà l'energia che ci tramesterà il pubblico ci muoveremo di conseguenza. Comunque De Luca in versione non solo di cantautore ma anche di musicista. Ecco, la band che l'accompagna, diciamo qualcosa anche della band, no? Loro sono i Peter Pan, sono dei ragazzi che mi hanno seguito in questa follia da alcuni mesi, lo fanno spontaneamente per amore della musica, con alcuni di loro ci conosciamo da ragazzi e siccome io il mio tempo a disposizione anche per fare le prove è molto particolare, in genere da mezzanotte in poi, e allora ho dovuto anche individuare dei componenti che si sacrificassero in questi orari e non sono stati disponibili, ma vi assicuro che sono anche molto bravi. Ecco, come si coniuga la passione politica e musica? Ma scarico sulla musica la tensione della politica e chissà, magari sarà anche questo un nuovo modo di comunicazione, perché la gente è stanca delle parole dei politici. Forse se riusciamo a trasmettere dei messaggi ai nostri valori attraverso la musica probabilmente potrà rivelarsi più gradevole e forse saremo anche più seguiti dalla gente. La sua esperienza come sindaco è stata sicuramente importante in un momento di Covid, lei ha fatto anche delle azioni eclatanti davanti allo Stretto di Messina. Io ho dato l'esempio di cosa significa essere degli sturziani, cioè dei difensori delle autonomie locali, anche a cospetto dei livelli di governo che stanno sopra le nostre teste, che con una finzione giuridica basata sul combinato disposto dell'articolo vatte alla pesca hanno messo a repentaglio la nostra terra. Mi sono ribellato, ho pagato le conseguenze, ma lo rifarei 1000 volte per la mia Sicilia. La candidatura, oltre che a quella di Sanremo, sarà anche all'Ars? Guardate, io già ho detto che sono candidato, quella di Sanremo è arrivata subito dopo, ma sono anche famoso per riuscire a fare più cose bene in contemporanea e di conseguenza voglio avvertire che coloro che pensano che per ora sia distratto dal canto, che al momento opportuno potrei suonargliele definitivamente. Ci sarà un altro tour che partirà da maggio con anche il patrocinio probabilmente del maestro Mogol e di altri anche illustri artisti che credono in questo progetto. Questa è una grande anteprima che ci dà. Mogol sarà a Messina il 19 e il 20 di dicembre per chiudere il nostro tour e per lanciare questo nuovo tour. Allora ci diamo appuntamento a quando? Sicuramente qui saremo nel mese di maggio, ritorneremo questa volta in piazza. Una novità arriva anche così come ultima ora, considerando quello che è successo anche nel nostro territorio, in particolare a Sciacca, Sindaco. Sì, sono stato a visitare queste famiglie, una situazione disastrosa, ho dato un mio contributo personale intanto all'associazione di volontariato che si stanno occupando di queste famiglie. Sono famiglie che hanno perso tutti gli effetti personali, hanno bisogno di aiuto e in occasione di questo evento musicale si sta svolgendo una raccolta fondi per donarlo a questa famiglia per i beni di prima necessità.